Oggi un'importante iniziativa dell'Associazione Dante Alighieri, la consegna di tanti attestati, ma anche il resoconto di un'attività intensa che l'Istituto Gallo ha fatto durante l'anno scolastico. Sì, proprio a completamento di queste varie attività che hanno un po' coinvolto tutti i campi del sapere e anche gli aspetti, diciamo, legati all'educazione dei ragazzi, oggi teniamo qui nell'auditorium della nostra scuola un incontro con la sezione delle Dante Alighieri di Agrigento sui principi della speranza, della fiducia e della pace. Li tratteremo dal punto di vista letterario, dal punto di vista artistico, religioso e anche legato all'attualità. E saranno protagonisti anche i giovani, i nostri ragazzi e i ragazzi delle altre scuole qui presenti, che diciamo, esporranno le loro riflessioni su questi temi e basati proprio sul loro sentire a proposito di questi temi, ed è un modo per stimolare la loro attenzione, per stimolare la loro riflessione, per educarli a quelli che sono i principi che devono stare alla base di una convivenza civile. E siamo ben lieti di contribuire assieme alla Dante Alighieri ancora per una volta, perché quest'anno scolastico è stato ricco di iniziative che ci hanno visti lavorare insieme, a far crescere i nostri ragazzi, a far crescere tutti noi, perché chiaramente da questo confronto, da queste esposizioni scaturiscono opportunità di crescita, opportunità per affrontare con maggiore entusiasmo queste che sono le sfide educative del nostro tempo. Che anno scolastico è stato questo, Presidente? Un anno scolastico ricchissimo, impegnativo, dove abbiamo svolto sia lezioni curriculari della nostra offerta formativa che quelle extracurriculari coerenti con la nostra offerta formativa, devo dire in una maniera molto intensa, coinvolgente. Questo ha fatto crescere la comunità scolastica, perché ha fatto sentire gli alunni, indipendentemente dall'indirizzo di studi o della classe frequentata, come facenti parte di un unico corpo e di un unico istituto, e così anche per i docenti, e così anche per il personale tutto. È un grande obiettivo raggiunto, è un obiettivo di crescita, è un obiettivo che ha mirato a far aumentare il senso di appartenenza all'istituzione scolastica, ma anche e soprattutto rivolgendomi ai ragazzi, che poi sono il fine ultimo della nostra azione professionale, hanno permesso ai ragazzi di arricchirsi dal punto di vista sia culturale ma soprattutto umano e relazionale. Continuano gli appuntamenti della Dante Alighieri con la giornata della Dante, oggi qui al Gallo, e la consegna di diversi attestati. Sì, oggi è la giornata della Dante Alighieri e come tematica abbiamo scelto la fiducia e la pace, perché quest'anno è l'anno internazionale della fiducia e della pace, e abbiamo aggiunto anche la speranza, proprio perché vogliamo trasmettere ai ragazzi, inculcare in loro i sani principi che sono collegati alla speranza, alla fiducia e alla pace. Abbiamo qui una rappresentanza di varie scuole di Agrigento. Saranno loro i protagonisti, hanno scelto dei brani o delle attività collegate a questa tematica, in più anche i relatori che illustreranno queste tematiche trattandole dal punto di vista letterario, cioè i vari letterati, i vari autori che hanno parlato di pace, di fiducia, di speranza, e inoltre calandola nella realtà, nella quotidianità di tutti i giorni. L'obiettivo finale era quello proprio di far sentire i ragazzi protagonisti e di far scegliere a loro stessi le tematiche da trattare, e quindi pensiamo di aver raggiunto il nostro obiettivo. Darete anche degli attestati, ho visto? Sì, daremo degli attestati, dei riconoscimenti alle scuole che non solo oggi ma nel corso dell'anno scolastico hanno trattato queste tematiche attraverso le varie discipline, quindi un riconoscimento all'attività svolta dalle scuole, dai docenti e dagli studenti. Un attestato al suo impegno, al suo lavoro svolto al CPA di Agrigento? Sì, noi 9 anni, diciamo, iniziamo nel 2015, lo Stato riformula tutta l'educazione e istruzione degli adulti, e sono stati anni in cui siamo stati molto impegnati. Il riconoscimento è a me, ma va tutto, diciamo, il corpo docente, a tutte le persone
che con me hanno collaborato in questi 9 anni, e quindi non solo il corpo anche non docente, ecco, dai collaboratori scolastici al personale ATA, tutti abbiamo, come dire, condiviso un progetto di vita, di aiutare questi ragazzi extracomunitari, perché riteniamo che attraverso la cultura, attraverso il sapere, possono acquisire la libertà. Quindi il sapere, la conoscenza e libertà. Vale per tutti, ma in particolare vale per questi ragazzi che hanno un passato veramente travagliato, e quando arrivano in Italia già arrivano, diciamo, avendo subito violenze, avendo subito una serie di cose, di fatti negativi. Noi abbiamo aiutato in questo, quindi io non penso, che questo sia un merito. Per me è stato un lavoro, sono stati intensi, come dicevo, sono stati importanti, mi hanno anche cambiato come persona, e però, abbiamo ottenuto dei risultati soddisfacenti, e sono contento che un'associazione come la Dante Alighieri, che è un'associazione non solo per il nome che porta, ma presente nel mondo, mi abbia voluto dare questo riconoscimento, e sono orgoglioso di aver avuto questo riconoscimento.